Presidente Serracchiani, prima di tutto riconoscere a questa mostra organizzata dal Motoclub Trieste di essere particolarmente suggestiva. 110 anni di storia e ogni anno una moto. Devo dire che il Motoclub Trieste ha festeggiato questo compleanno nel modo migliore possibile anche per i nostri cittadini. Ci sono qui esposte veramente dei pezzi unici, tra l'altro praticamente tutte funzionanti e sono straordinarie. Tra l'altro è anche la storia non soltanto del motoclub ma del nostro paese e dell'Europa, ma non solo dell'Europa, perché ovviamente lo sguardo è anche a quello che avveniva fuori dal contesto europeo. Però devo dire che sono veramente stati molto bravi e questo compleanno è forse uno dei modi anche per essere più orgogliosi di questa nostra storia. Presidente, lei ha partecipato a una conferenza dove si è parlato di sicurezza e ha ricordato alcune prerogative della nostra regione, in particolare il bando per quel che riguarda la limitazione ai 30 km orari e il censimento, chiamiamolo così, degli incidenti. Certo, noi ci stiamo impegnando a cercare di migliorare per quanto di nostra competenza la sicurezza sulle strade, quindi migliorare soprattutto le infrastrutture e cercare di far correre di meno laddove ci sono pericoli come ad esempio i centri urbani. Come ha detto però bene Marco Lucchinelli è una questione di testa, quindi bisogna anche lavorare molto a partire dai ragazzi, dai più piccoli, sulla cultura che c'è dietro alla velocità, dietro alla troppa confidenza con i mezzi, dietro forse anche alla incapacità che abbiamo di consegnare una patente senza avere tutte quelle esperienze e competenze necessarie, tanto più che mettiamo in mano ai ragazzi, alle ragazze oggi dei mezzi che sono estremamente potenti. Quindi forse un ragionamento in termini di cultura della sicurezza credo che debba essere e sarà sicuramente per la Regione un prossimo impegno. Presidente, lei ha rivelato oggi simpaticamente di essere stata una motociclista, prima un Honda, dopo una Ducati, ma come è stato detto lei può confermare motociclista si rimane sempre? Beh sì, me l'hanno detto loro per primi, bisogna ricordarsi che quando si è motociclisti poi lo si resta per tutta la vita. Io in questo momento non ho due ruote, ma come ho detto potrebbe essere l'occasione anche questa volta per ricominciare.